grazie al lavoro dell'assessore e del suo staff, degli uffici e di tutti i volontari, abbiamo visto una crescita esponenziale di questo festival che giunge alla quarta edizione e che vede un pubblico non solo maladense ma anche da fuori comune. La determinazione dell'amministrazione nel voler promuovere con qualcosa di nuovo il proprio territorio, perché come ben sappiamo abbiamo scenari di spettacolo in tutto il territorio maladense, ma oltretutto le competenze e le capacità di creare un progetto ad hoc sulla volontà dell'amministrazione. Confini superati e superano anche i confini, perché un'offerta di livello come quella che offriamo noi, che diamo noi, non è facilmente appunto reperibile vicino al nostro territorio, ma soprattutto il fatto che per una questione di coerenza e di offerta della qualità al nostro territorio teniamo comunque gli spettacoli gratuitamente fino almeno alla fine del mandato del sindaco Marsetti, quindi sicuramente aiuta anche questo, senza andare a discapito della qualità del festival. Il 6 luglio con Irene Grandi, il 20 luglio con i dance performers e i Cataclò, poi si va a novembre con Buffa e a chiusura con Morgan. Tutto completamente gratis. Assolutamente sì.